clemente, cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. In ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo nostro Signore. Poi egli pianse l'amico Lazzaro, Dio Eterno lo richiamò dal sepolcro, oggi estende a tutta l'umanità la sua misericordia e con i santi misteri ci fa passare dalla morte alla vita. Per mezzo di lui ti adorano le schiere degli angeli e dei santi per la tua gloria, la gloria del tuo volto. Insieme a loro proclamiamo la tua gloria. Santo, 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 il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice, nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. È mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e il sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e creata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte, ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con Papa Francesco, nostro Vescovo Andrea Bruno, i presbiteri, i diaconi, tutte le persone a te consacrate. Ricordati anche dei nostri alimentati nella speranza della risurrezione
e nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, gli Apostoli, i Martiri e tutti i santi che in ogni tempo ti furono. Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua per Cristo, con Cristo e in Cristo. Dio tette, nell'unione ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ed ora insieme preghiamo il Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ti rimettiamo le nazioni, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, speranza, e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, donare unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi ai secoli dei secoli, la pace del Signore sia con tutti voi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Forte il sangue di Cristo mi guardino per la vita eterna. Il canto numero 412. Sei tu, Signore, il pane, tu cibo sei per noi, risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi. Nell'ultima sua cena, Gesù si dona ai suoi. Prendete pane e vino, la vita mia voi.
la croce, in lui tu regnerai, se muori unito a Cristo, con lui rinascerai. Verranno i cieli nuovi, la terra fiorirà, vivremo da fratelli e Dio sarà con noi. Dio Onnipotente fa che rimaniamo sempre membri vive di Cristo, noi che comunichiamo al suo corpo e al suo sangue, e di vive e regna nei secoli dei secoli. Paio di avvisi. Oggi si realizza la colletta nazionale indetta dalla CEI come segno concreto di solidarietà e partecipazione di tutti i credenti ai bisogni materiali e spirituali delle popolazioni terremotate della Siria e della Turchia. Le offerte raccolte durante le Sante Messe saranno destinate a questa iniziativa. Venerdì 31 marzo, via Crucis, in santuario alle ore 18. In preparazione, domenica 2 aprile, solennità delle Palme, le Sante Messe osserveranno l'orario consueto. L'orazione delle 11 partirà dal chiostrino con la processione verso la chiesa, anche il coro Siqueris che vi do. Lezione particolare della Quaresima: benedici, Signore,
che attende e porta a compimento i desideri che tu stesso hai posto nel suo cuore per Cristo nostro Signore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, con voi rimanga sempre. La messa è finita, andiamo in pace e a tutti una buona Santa Domenica. Andrò a vederla un dì in cielo, patria mia, a vederla mia gioia e mio amore, al cielo, al cielo, al cielo, andrò a vederla un dì. Al cielo, al cielo, al cielo, andrò a vederla un dì. Andrò a vederla un dì, è il grido di speranza che infonde mi nel viaggio e tra i dolori. Al cielo, al cielo, al cielo, andrò a vederla un dì. Al cielo, al cielo, al cielo, andrò a vederla un dì.
noi ti adoriamo di fronte a questo mare che tu anche per noi hai creato. Ti ringraziamo per averci donato con la vita la passione per le cose buone, belle e vere. Ti offriamo ancora le nostre giornate di lavoro, di riposo, di servizio. Dirigi tu, o Signore, i nostri passi, difendi il nostro cammino, benedici tutte le ore della nostra giornata. L'aiuto della tua grazia ci renda vittoriosi in tutti i corpi del corpo, in tutti i pericoli del corpo e dell'anima. A noi dona, o Signore, un cuore semplice, che non si ripieghi ad assaporare le proprie tristezze, un cuore fedele, generoso, che non dimentichi alcun bene e non servi a raccogliere alcun male, un cuore grande, che nessuna ingratitudine possa chiudere e che nessuna indifferenza possa stancare. Fa, o Signore, che nella visione serena di una laguna tranquilla noi sentiamo un anelito verso il cielo, nello sconfinato orizzonte del nostro mare, che noi vediamo lo splendore della tua bellezza ed onnipotenza. Fa, o Signore, che nella solitudine della notte noi sentiamo la tua presenza. Amen. Parti attenti, alza bandiera. Volta. Rientra. Le parti, riposo. Grazie a tutti veramente della presenza, possa essere l'inizio di una tradizione in questo santuario, e l'augurio a tutti coloro che qui lavorano di essere accoglienti verso tutti. Buona giornata e buona festa a tutti. Grazie. A mezzogiorno parte il traghetto. Dove si mangia? Mangiate le onde. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior gloria di Dio. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e ricoverati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente in tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo, e credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo fare e voglio fare, Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle benefattori e collaboratori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ad ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle anziani e nelle case di riposo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, chiediamo al Signore perdono per tutti i nostri peccati e chiediamolo con un atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ad ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, specialmente quelle più sole, disperse, abbandonate e consacrate, e per quelle che non prega mai nessuno. Eterno Padre, per la tua infinita bontà, accogli nel tuo regno i nostri cari defunti, non imputare loro nessuna colpa commessa a causa della loro fragilità umana. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Preghiamo per tutti i bambini e i giovani del mondo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti, fratelli e sorelle. Dio vi benedica sempre. Pace e bene, Ave Maria. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, il Vangelo di oggi ci presenta il miracolo della risurrezione di Lazzaro. Con questa pagina abbiamo la descrizione più ampia e particolareggiata di un miracolo in tutta la Bibbia. Quando ormai la sua vita volgeva al termine, Gesù si ritirò nei luoghi dove aveva iniziato il suo ministero pubblico.
nella regione oltre il Giordano. A Gerusalemme, infatti, l'atmosfera si era fatta incandescente e i suoi nemici lo cercavano a morte. Nel frattempo, la casa di 3 amici carissimi di Gesù, Lazzaro, Marta e Maria, fu visitata dal dolore. Lazzaro era gravemente infermo e le 2 sorelle desideravano ardentemente una visita di Gesù. Ci fu chi raggiunse il Signore per portare la notizia, ma Gesù non si precipitò da loro e soltanto dopo 2 giorni si mise in cammino per andare a Betania dai 3 amici. Gli apostoli erano allarmati per il fatto che vi era il rischio per Gesù di incappare in quelli che lo volevano uccidere, ma Gesù li rassicurò con questa frase: «Se uno cammina di giorno non inciampa perché vede la luce di questo mondo, ma se cammina di notte inciampa perché la luce non è in lui». Con questa frase Gesù voleva far comprendere ai discepoli che nessuno poteva nuocergli prima che fosse venuta l'ora delle tenebre, ovvero l'ora stabilita da Dio per il compimento del disegno di salvezza. Nel frattempo Lazzaro morì e quando infine giunse Gesù, egli giaceva ormai da 4 giorni nel sepolcro. Nel racconto di questo miracolo colpisce un particolare, la compassione di Gesù per la morte di questa persona a lui tanto cara e per il dolore delle 2 sorelle, Marta e Maria. Gesù si commosse profondamente e scoppiò in pianto. Il cuore di Gesù è sempre sensibile alle nostre afflizioni, anche e soprattutto quando ci sembra di essere dimenticati. Pur avendo appreso della malattia di Lazzaro, Gesù rimase ancora per 2 giorni nel luogo dove si trovava. Quando infine arrivò a Betania, Marta non nascose il suo dolore per quell'assenza e disse: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». In un certo senso Marta si sentiva abbandonata proprio nel momento del bisogno. Anche noi tante volte ci lamentiamo, ci sentiamo soli nel nostro dolore e non ci accorgiamo che proprio in quel momento Gesù soffre con noi e ci porta ancora di più nel suo cuore, come ha fatto con Lazzaro, Marta e Maria. Il Signore permise quella sofferenza affinché per mezzo di essa Dio venisse glorificato. Il Signore aspettò il 4° giorno per far risaltare ancora di più il miracolo da Lui operato. Commosso profondamente, fece rimuovere la pietra e gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori». Lazzaro ritornò in vita e a quella vista molti credettero nel Messia. Questo miracolo è pieno di significati. Prima di tutto preannunzia la morte e risurrezione di Gesù. Di lì a poco Gesù doveva morire per noi sulla croce, per poi risorgere glorioso. Tuttavia c'è una grande differenza tra le 2 risurrezioni. Lazzaro tornò in vita per poi morire di nuovo alcuni anni dopo. Gesù invece risorse glorioso, dischiudendo a noi le porte della vita eterna. Il miracolo operato dal Signore preannunzia anche la nostra risurrezione che avverrà alla fine dei tempi. La fede ci assicura che il nostro corpo non rimarrà nella tomba, risorgerà per riunirsi all'anima e vivrà eternamente. Anche a noi Gesù griderà: «Vieni fuori». A quelle parole divine il nostro corpo risorgerà per non morire più e se l'anima sarà in paradiso risorgerà glorioso come quello del Signore. Il miracolo della risurrezione di Lazzaro simboleggia anche la risurrezione spirituale di ciascuno di noi dalla morte del peccato alla vita soprannaturale. Questo dono lo abbiamo ricevuto con il Santo Battesimo.
Per questo motivo la pagina del Vangelo di oggi, insieme con quelle delle domeniche precedenti, rientrava nell'antica catechesi di preparazione per il battesimo. Nella terza domenica di Quaresima, con l'episodio della Samaritana al pozzo di Sicar, abbiamo meditato sul battesimo come fonte di purificazione. Nella quarta domenica, con il racconto del cieco nato, abbiamo riflettuto sul battesimo come luce che illumina la nostra vita. Infine, con il brano del Vangelo della risurrezione di Lazzaro, siamo invitati a riflettere sul battesimo come rigenerazione dell'uomo, come il sacramento che ci dona la vita immortale. Arrivati al termine di questa omelia, vorrei indicare un piccolo pensiero da fare nostro e da portare, per così dire, a casa, per poi meditarlo nei prossimi giorni. Il pensiero riguarda proprio il battesimo. Facciamo un serio esame di coscienza. Sono fedele alle promesse battesimali, ovvero all'impegno di credere e di rinunciare al peccato, oppure mi sto adeguando sempre di più alla mentalità di questo mondo? Per essere fedeli alle promesse del battesimo, il segreto è quello di mettere la nostra vita nelle mani della Madonna e di pregarla ogni giorno. Lei che è stata la prima discepola del Signore, colei che ha vissuto il Vangelo con assoluta fedeltà, aiuterà anche noi ad essere fedeli e a vivere come figli della luce. E ora, cari fratelli e sorelle, termino con la benedizione. Per intercessione della Beata Vergine Maria di San Giuseppe, vi benedica e vi custodisca il Signore Onnipotente e vi liberi da ogni male, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù e Maria. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, oggi meditiamo sull'amore che Gesù portava per San Giuseppe. Questo amore di Gesù rendeva beato il cuore di San Giuseppe e gli rendeva dolce la vita pur in mezzo a tante difficoltà. Quando c'è l'amore c'è tutto e nulla manca. E questo deve essere il punto di partenza della nostra vita spirituale, pensare che noi siamo amati immensamente da Gesù. La più grande tentazione è quella di sentirci come abbandonati, dimenticati, non amati, e se questo pensiero riesce a trovare spazio in noi, allora la nostra vita spirituale ne viene sconvolta. Anche e soprattutto nei momenti di difficoltà, di prova interiore, di desolazione, dobbiamo pensare che siamo immensamente amati da Gesù e da Maria e dal nostro carissimo San Giuseppe che veglia su di noi, pensa a noi e si prende cura di noi. Lingua umana non può esprimere l'amore che Gesù aveva per San Giuseppe. Senza timore di ingannarci, possiamo dire che Gesù ha amato San Giuseppe, dopo Maria, più di tutti gli altri santi. Il Figlio di Dio amò San Giuseppe, osservando egli per primo il quarto comandamento,
dandocene così un esempio impareggiabile. L'amore di Gesù era l'amore del più tenero dei figli verso il più amabile di tutti i padri. Gesù amava San Giuseppe poiché aveva sempre vegliato su di lui con la più amorevole sollecitudine. Lo amava per le sue ammirabili virtù, per la sua purezza angelica, per la sua umiltà profonda, per la sua carità ardente e disinteressata che gli aveva fatto esporre più volte la propria vita per conservare la sua. Lo amava per i grandi servizi resi
Alla pagina 150. Purificami, oh Signore, sarò più bianco della neve. Pietà di me, oh Dio, nel tuo amore, nel tuo affetto cancella il mio peccato e lavami da ogni mia colpa, purificami da ogni mio errore, purificami, oh Signore, sarò più bianco della neve. Il mio peccato io lo riconosco, il mio errore mi è sempre dinanzi. Contro te solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Purificami, oh Signore, sarò più bianco della neve. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Signore, celebrare i nostri. Confesso a Dio Onnipotente, a voi fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Vergine per me, Signore, Dio di perdonati, ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Vieni in nostro aiuto, Padre misericordioso, perché possiamo vivere e agire sempre in quella carità che spinse il tuo Figlio a dare la vita
egli è dato per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Ezechiele. Dice il Signore Dio: ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. Vi farò riposare nella vostra terra. Saprete che io sono il Signore. L'ho detto e lo farò. Oracolo del Signore. Parola di Dio. Ripetiamo insieme: il Signore è bontà e misericordia. Dal profondo a te grido, Signore. Signore, acce, siano i tuoi orecchi mia. Se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere? Ma con te il perdono, così avremo il tuo timore. Io spero, Signore, spera l'anima mia, attendo la sua parola. L'anima mia è rivolta al Signore più che le sentinelle all'aurora. Più che le sentinelle l'aurora, Israele attenda il Signore, perché con il Signore è la misericordia e grande è con lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Uno non gli il vostro corpo per il peccato, ma lo Spirito è vita per la giustizia. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che ha in voi. Gloria e lode Signore, Gloria e lode a Cristo Signore. Io sono la risurrezione e la vita, dice il Signore. Chi crede in me non morirà eterno. gloria. Gloria e lode a te, Cristo. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria di Marta era. Maria cosparse il vestitore e asciugò i piedi con i suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dire a Gesù: Signore, ecco,
che malato, non dire via, non può sia a figlio di Dio venga glorificato. Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era, rimase per lo trovava. Poi di nuovo gli dissero: Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo. Gesù rispose: 12 le ore del giorno. Se uno diciamo perché vede la luce di questo mondo, ma se cammina di notte inciampa perché la luce non è in lui. Disse queste cose e poi soggiunse loro: Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, ma io vado a gli dico, a parlare, si sa parlare di spirito. Lazzaro è morto e io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate. Allora Tommaso disse: andiamo. Quando entrarono nel sepolcro, meno i giudei erano venuti a consolarlo per il fratello. Marta dice che Gesù lo incontra. Maria è stato qui mio fratello, tante cose, Dio te la concederà. Gesù le disse: chi sa, io credi in me, credi questo, voi credo che tu sei il Cristo. Queste parole andò a la finalità e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma là dove Marta gli era andata, i giudei che erano. Vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono e andasse a piangere al sepolcro. Maria giunse dove si trovava Gesù. Appena lo vide, si gettò ai suoi piedi. Se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Gesù allora, quando la vide piangere anche lei, si commosse profondamente. E molto turbato domandò: dove l'avete posto? Gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù scoppiò, dissero a loro i giudei:
Gesù di loro, ma anche si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra del morto. Signore, cattivo odore, e lì da 4 giorni, le disse Gesù. Non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Gesù allora alzò gli occhi. Perché mi hai ascoltato? Lo sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò a gran voce, Lazzaro, i piedi in pezzi. Gesù disse loro, liberatelo andare. Molti dei giudei che erano venuti da Marta a lei in lui al Signore. Colgo 2 spunti di riflessione da questa parola di Dio. Appena proclamato di questi, la seconda dal Vangelo di San Giovanni. La prima riflessione appunto dal libro di Ezechiele, non tanto dal brano che è stato proclamato, con appunto Ezechiele di una piena di ossa. Dio dice al profeta che torni a fare. Avviene queste cose. Ezechiele diceva, uno di 4 grandi profeti, uno di 4 del popolo, VI secolo prima di Cristo, il profeta che della seconda grande tragedia del popolo ebraico, cioè la porta abituale. Come fosse un giornalista dove si lotta, dove si muove questa visione. La città dell'imperatrice di Babilonia, a Babilonia. Ecco, questo è stato
poi al ritorno di questo popolo dopo 80 anni di profeta normalmente di Paola, non più ciò che avveniva della combatteva che fa tanti di permettere a far vedere a noi stiamo a casa in Ucraina ciò che avviene in tante varie parti del mondo, alle bombe, alle distruzioni, ai saccheggi, alle morti, alle violenze, come è stato Ezechiele, soltanto con la grande fondamentale differenza. Vedono spesso anche con il rischio della loro vita, ogni tanto qualcuno viene anche ucciso, racconta, ma non possono far altro. Invece, come dice il profeta Ezechiele, lui riceve da Dio l'invito, prega perché lo Spirito Santo scenda su queste ossa, perché riacquistino la carne, vivere con la grande che cambia le sorte dell'uomo, che ridona la vita, che ridona la pace, che ridona la serenità, la gioia. Qual è invece il nostro ambiente? Aprendo la TV, la apro ogni giorno, qualche minuto, il grande dibattito, armi, qualchedun altro che invece dice no, non si arriva da nessun'altra parte con le armi. Chi la ascolta, come anche 20 papi, Giovanni, guerre. Pensiamo alle guerre nell'Africa, afghani, guerre del Libano. Cosa hanno risolto questi interventi militari? Sono stati abbattuti dei tiranni. Cosa hanno cambiato? Paesi che lasciano l'Afghanistan, ecco, peggio di prima. Sappiamo quello che avviene nelle Libie, in questi campi lager. Non combina niente, non si produce, e invece ci credono, e armi fanno risorgere i morti, forse, come il profeta Ezechiele, portano alla pace, come il profeta Ezechiele. Ecco questo grande discorso che ci offre la parola di Dio attraverso il profeta Ezechiele. Ai nostri giorni la pace si trova attraverso il dono dello Spirito. Spirito che vuol dire preghiera, Spirito che vuol dire perdono, Spirito che vuol dire dialogo, Spirito che vuol dire concordia, Spirito che vuol dire confronto, Spirito che significa rispetto. Ecco, attraverso queste armi morali e spirituali si può dare la carne ai cadaveri, stando all'esempio del profeta.
noi preghiamo per questo. La seconda riflessione, ecco, ieri anche facendola, racchiuso, dico la rivolgo a tutti, ma soprattutto ai giovani, che probabilmente sanno poco dell'identikit di Cristo, di quel Signore che siamo chiamati ad amare, a rispettare, a adorare come Dio. Se noi facessimo una sintesi di grandi la liturgia ha offerto quasi il valore della settimana santa, ecco un identikit che dovrebbe attirare il giovane, noi tutti, a Cristo Signore. Un Cristo figlio di Dio che nasce bambino come siamo nati noi. Che fa lo legname, non il presidente di una grande banca, il falegname. Il Cristo, figlio di Dio, anche lui stanco, come abbiamo sentito domenica scorsa, Vangelo, ecco, della Samaritana, che chiede da bere. Il figlio di Dio debole, come siamo noi dopo degli sforzi, oggi, che dovrebbe Gesù, amico di Marta, amico di Maria, il Cristo in cui dobbiamo credere, amico dell'uomo, non giudice, non tiranno, amico che si commuove, amico che piange, l'ha detto Giovanni, vedendo Marta e Maria e gli altri, si commosse profondamente, Gesù scoppiò in pianto. Che immagine di Cristo, che poi si completa e lo mediteremo durante la settimana santa, quel Cristo appeso sulla croce, donando la sua vita per gli uomini, per ognuno di noi. Come dirà, nessuno ama più di colui che dà la sua vita per le persone amate. Allora, che figura di uomo, stando soltanto alla forma di due aspetti, così dovrebbe essere veramente una persona da ricercare, da amare, sempre di più. Gesù conquilino dell'uomo. Gesù ci aiuti a amore più suo. Signore, noi pensiamo di credere in qualcosa in te, ma tu aumenta in noi la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo. Unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre, Dio da Dio, generato, non creato, dalla stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le per noi uomini della nostra salvezza, discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato. Esse fatto uomo, fu pure crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì, fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo la Scrittura, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e morti. È il suo regno nello Spirito del Padre,
parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa una santa, cattolica, apostolica, professo. Fratelli e sorelle, con fede viva, nella risurrezione presentiamo le nostre suppliche a Gesù Cristo, Signore dei vivi e dei morti. Diciamo insieme, Signore, nostra vita, ascoltaci. Signore, nostra vita, ascoltaci. Per noi battezzati e per i pastori della Chiesa, chiamati a che ci ha imparano a ricevere il battesimo, guidati dallo Spirito e rigenerati dalla parola di vita del Vangelo, noi ti preghiamo. Per i malati, depressi e carcerati, tutti coloro che cercano conforto nel mistero della croce e una nuova speranza di vita nella resurrezione, noi ti preghiamo. Per la nostra comunità, per quanti tra noi stanno soffrendo, per quanti sono nella pace e sono chiamati ad alleviare il dolore dei fratelli, noi ti preghiamo. Signore, nostra vita. Preghiamo. Signore Gesù, accogli la nostra preghiera, rendici capaci di agire alla luce della tua parola. Dirada in noi le tenebre del dubbio e accendi la speranza del bene, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Benedetto sei, Dio dell'universo, la tua bontà. Abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Diventa di salvezza. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, le nostre con la potenza di questo sacrificio per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie, Signore nostro Dio. È veramente cosa buona. Potente d'eterno, bianco Lazzaro. Dio lo richiamò al sepolcro. Oggi estende a tutti e giù le schiere del tempo non la guida. Al loro canto concedi, o Signore, nell'inno di Santo, Santo, i cieli e la terra sono pieni della tua voce.
veramente santo, di ogni santità, del tuo spirito, perché di Gesù, Signore, la sua passione, questo e allo stesso modo cerco di prendere Alice del mio uomo, voi fate questo. Per avere il sacerdote e al Spirito Santo in un solo corpo. Ricordo diffusa su tutta la terra. L'unione con il nostro ordine. Ricordo, sono addormentato in affezioni. Io ero alla luce di vita mia, la sua poti. Cristo io nell'unità dello Spirito e gloria per tutti i secoli dei secoli, obbedienti alla parola del Salvatore. A suo invito osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno, sia fatto come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come che noi li rimettiamo. Dacci alla tentazione, ma liberaci, o Signore, da tutti i mali, da tutte le pandemie, da tutte le guerre. Concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia. Vivremo sempre liberi. Si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Come tanti modesti semplici Ezechiele, anche noi, pace del mondo. Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli. La pace del Signore sia sempre con
come alcuni secoli fa, da 6 giorni di noi, sulle nostre famiglie, sul mondo intero. Dio che togli i peccati, abbi pietà di Dio. Agnello di Dio. Beati noi che alla mensa del Signore, Dio che togli i peccati, ma di sarò e Dio. Sei tu, mio pastore. Celestial, Signore, sul mio pastore, nulla mi può mancare nei tuoi pastori. La luce, la tua grazia mi guideranno ognuno. Da te mi introdurranno per sempre, o mio Signore, tu il mio pastore, nulla mi può. Domenica prossima, Domenica delle Palme, la funzione comincerà qualche minuto prima delle 9, 9 meno 10 più o meno. Preghiamo.
Dio Onnipotente concedi a noi, tuoi fedeli, di essere sempre inseriti come membra vive nel Cristo, poiché abbiamo comunicato per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. La nostra preghiera, la Madonna degli infermi, Madonna della salute, o Vergine Santa, tu apparisti la piccola Teresa d'Us, in un anno che ha conosciuto un terribile morbo, il colera, che ha ucciso milioni di figli tuoi in tutta l'Europa. Anche gli abitanti del piccolo paese di Porcius hanno pianto la morte di alcuni loro parenti e amici, compaesani, invocando la tua materna intercessione. Tu li hai ascoltati, liberandoli da quel terribile male, ed essi riconoscenti ti hanno invocata, Madre amorevole. Come segno del loro perenne grazie, ci hanno lasciato una tua dolce immagine, chiamandoti Salus Infirmorum. Anche noi, guardando il tuo dolce volto e quello del tuo amatissimo Figlio, nostro Signore, ti chiediamo con fiducia e con speranza, libera dai mali morali e spirituali che insidiano la nostra fede in Dio, ma proteggici anche di tanti mali fisici, dalle tante malattie che minacciano la nostra vita e quella dei nostri familiari, delle nostre comunità. Donaci la tua filiale confidenza al volere del Padre, sì da poter dire sempre come te, si compie in noi, Signore, la tua santa volontà. E così sia. Meriti la Madonna della salute di San Giuseppe, suo sposo, ci benedica a Dio Onnipotente che è Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace. Una croce tu poresti sulla mano d'una bimba che fuori buona domenica, buona settimana. La storia di San Ruggero, primo vescovo di Münster, nato verso il 745 a Suesknon in Frisia, da nobile famiglia, è legato a un fatto nuovo nel mondo cristiano. In quell'epoca il cristianesimo valicò le frontiere dell'impero romano con l'evangelizzazione della Germania transrenana. In quest'opera missionaria, che raggiunse il massimo sviluppo con San Bonifacio, troviamo impegnato San Ruggero, discepolo di San Gregorio e di Alcuino di York. Dopo l'ordinazione sacerdotale ricevuta a Colonia nel 777, Ruggero si dedicò alla evangelizzazione della regione pagana della Frisia, dove San Bonifacio aveva subito il martirio.
I metodi usati dall'imperatore Carlo Magno per assoggettare questa zona e cristianizzarla erano ben poco in sintonia con lo spirito del Vangelo. Nel 776, durante la prima spedizione, il monarca impose il battesimo a tutti i guerrieri vinti, ma la rivolta di Viduchindo fu accompagnata da un'apostasia generale. Luggero dovette fuggire e, dopo aver sostato a Roma, raggiunse Monte Cassino, dove vestì l'abito monacale senza tuttavia emettere i voti. La rivolta di Viduchindo venne domata nel 784 e la repressione fu pesante. Il rifiuto del battesimo e la rottura del digiuno quaresimale erano passibili di morte. Ma questo regime di terrore contro il quale si levò la condanna del grande maestro Alcuino rendeva odioso lo stesso cristianesimo, che tuttavia attecchì e fiorì rigogliosamente grazie ad autentici banditori del Vangelo come San Ruggero, che lo stesso Carlo Magno andò ad incontrare a Monte Cassino e rimandò in patria, incaricandolo di riprendere la missione nella Frisia. Poco dopo, per premiarlo del suo zelo, gli offrì il vescovado vacante di Treviri, ma il santo rifiutò. Non si sottrasse invece al suo compito di missionario, accettando di prendere il posto dell'abate Bernardo nel territorio della Sassonia. Nel 795 Ruggero vi eresse il monastero attorno al quale sorse l'attuale città di Münster. In tedesco Münster vuol dire monastero. Il territorio apparteneva alla circoscrizione ecclesiastica di Colonia, poiché Ruggero accettò soltanto nell'804 di essere consacrato vescovo della nuova diocesi. Prima di questa data l'infaticabile missionario non aveva fissa dimora. Costruì chiese e scuole, fondò nuove parrocchie e poi affidò ai sacerdoti che egli stesso aveva formato nella sua scuola presso la cattedrale di Mimigerandford. A lui si deve anche la fondazione del monastero benedettino di Verden, dove poi ebbe sepoltura. Morì il 26 marzo 809 e fu venerato subito come santo. La sua tomba a Verden, è meta di pellegrinaggi.
Celebriamo questa Santa Messa pro populo, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di pace. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni. Per mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi, voi fratelli, pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Christe, Christe, eleison. Christe, Christe, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Preghiamo. Vieni in nostro aiuto, Padre misericordioso, perché con la tua grazia possiamo camminare sempre in quella carità che spinse il tuo Figlio a consegnarsi alla morte per la vita del mondo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: Ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. Vi farò riposare nella vostra terra, saprete che io sono il Signore, l'ho detto e lo farò. Oracolo del Signore Dio. Parola di Dio. Dal popolo a te grido, Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica. Il Signore è bontà e misericordia. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere? Ma con te è il perdono, così avremo il tuo timore. Io spero, Signore, spera l'anima mia, attendo la sua parola. L'anima mia è rivolta al Signore, più che le sentinelle l'aurora. Il Signore
che le sentinelle l'aurora, Israele attenda il Signore, perché con il Signore la misericordia e grande con Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Il Signore è bontà e misericordia. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato, ma lo Spirito è vita per la giustizia. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Gesù Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali, per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Lode A te, o Cristo, credi eterna gloria. Lode a te, o Cristo, redi eterna gloria. Io sono la resurrezione e la vita, dice il Signore. Chi crede in me non morirà in eterno. Lode a te, o Cristo, redi eterna gloria. Lode a te, o Cristo, redi eterna gloria. il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo le sorelle di Lazzaro mandarono a dire a Gesù: Signore, ecco, colui che tu ami è malato. All'udire questo Gesù disse: questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: andiamo di nuovo in Giudea. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Marta, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose: sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Gesù si commosse profondamente e molto turbato domandò: dove lo avete posto? Gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù scoppiò in pianto. Dissero loro i giudei: guarda come lo amava. Ma alcuni di loro dissero: lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che costui non morisse? Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: togliete la pietra. Gli rispose Marta, la sorella del morto: Signore, manda già cattivo odore, egli da 4 giorni. Le disse Gesù: non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù alzò gli occhi e disse: Padre,
ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno perché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì, i piedi e le mani legati, con bende, e il viso avvolto in un sudario. Gesù disse loro: liberatelo e lasciatelo andare. Molti dei giudei che erano venuti da Marta, da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Ricorre oggi, carissimi, la quinta domenica di Quaresima. Siamo praticamente agli sgoccioli della nostra più importante festa, che è la festa di Pasqua, la solennità più importante della nostra fede. E viene proposto questo Vangelo nell'anno A, che è il cuore di tutti i Vangeli, è il senso per cui Gesù è venuto nel mondo, è il senso dell'incarnazione, della redenzione. Gesù è venuto a risolvere il nostro più pernicioso problema, che è la morte. Il problema è che non l'abbiamo ancora capito. Perché non meditiamo i testi sacri? Perché non preghiamo? Ma in realtà, se avessimo capito che cosa vuol dire Vangelo, se avessimo capito che cosa ha fatto Cristo, noi dovremmo uscire da qui volando. Lui ha risolto tutti i problemi. Io ho sconfitto la morte. Credi questo? È un messaggio di gioia, Vangelo, Evangelio, messaggio di lieta notizia, un messaggio che dà gioia. Ma oggi vi pare che il Vangelo sia un messaggio che dà gioia? Devo andare a messa la domenica, che pizza. Questo è diventato il Vangelo. Ma se il Vangelo non ci dà gioia, se la vita cristiana non è, perché non l'abbiamo capito, non dipende da Lui. Ma Lui ha risolto tutti i nostri problemi, ce li ha risolti, e ha risolto il problema che, volente o nolente, consciamente o inconsciamente, influenza la nostra vita quotidiana, nel bene e nel male. Pensare che davanti a noi c'è la morte, oggi ci fa vivere in un certo modo, ora. Pensare che davanti a noi non c'è la morte, che è quello che è il senso del Vangelo di oggi, ci fa vivere oggi diversamente. Non c'è la fine, non c'è la fine. A parte che in alcuni passi del Vangelo la chiama il passaggio, venuto il tempo di passare da questo mondo al Padre, quando parla della sua. Ma questo Vangelo che dobbiamo meditare e dobbiamo fare nostro, conoscere a memoria, persino le virgole, ci dice quanto è bello il messaggio evangelico. Perché quando Marta e Maria mandano a chiamare Gesù, che è al di là del Giordano, eppure il testo inizia dicendo: colui che tu ami è malato. Perché quando gli mandano l'ambasciata dice: guarda che è malato, non è ancora morto, vieni? Poteva guarirlo, Cosa fa? Aspetta 2 giorni e muore. Ma perché aspetti, scusa? È tuo amico. E quando arriva Lazzaro è di 4 giorni. Perché? Sta tutto qui, carissimi. Il messaggio del Vangelo sta qui. Egli ha sconfitto la morte. Vi risusciterò dai vostri sepolcri. Davanti a noi non c'è la morte. Sorpreso. Dice dopo. Ma guarda che la vita ti smentisce. Lo vedi? Andate nelle camere ardenti, partecipate ai funerali, lo vedi il morto, lo vedi? È morto! Cosa ci viene a dire che ha sconfitto la morte? Lo vedi il morto? Ti smentisce. Quale vita? Vai a vedere un cadavere. Questo ci sbatte in faccia la vita. Però se Gesù ha detto: io ho sconfitto la morte, e il cuore del Vangelo è questa frase qui:
io sono la resurrezione e la vita, chi crede in me, anche se muore, vivrà. E poi aggiunge, chiunque vive, e chi è che vive? Noi, i viventi. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Ma allora quella roba lì che vediamo, che cos'è? I cadaveri, cosa sono? Se Gesù dice sta roba qui, Signore, se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto. Oh Dio, se Dio ci fosse, questa è la nostra lamentela, se Dio veramente esistesse non ci sarebbe la guerra, non ci sarebbe la morte, non ci sarebbe la sofferenza. Se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto. È la nostra obiezione al dolore, alla morte. Ma lui l'ha risolto il problema, è che non l'abbiamo capito, per questo ha lasciato Lazzaro marcire 4 giorni. Io sono, gli dice, ma tu credi Gesù, tuo fratello risorgerà, so che risorgerà nell'ultimo giorno. Ecco, noi arriviamo lì, siamo forse un domani, ma forse un domani risorgerà nell'ultimo giorno. Come gli risponde Gesù? Io sono ora per te, che sei vivo e vegeto, la resurrezione e la vita. Ora non c'hai più davanti la morte, ora che stai bene, sei giovane, sei bello, capito cosa ha fatto? Adesso ci ha cambiato la qualità della vita, che siamo vivi, che stiamo bene, perché davanti a noi non c'è più la morte. Io sono, gli dice, non in futuro, adesso la resurrezione della vita. Chi crede in me, chi vive e crede, non morirà. Allora dice, però quello che vediamo è la morte. D'accordo. 3 battute. L'uomo, tanto per dire quanto ha ragione ancora una volta il Signore, insomma, ma noi non meditiamo, non preghiamo più, soprattutto la meditazione del Vangelo. L'uomo in realtà non fa esperienza della morte. L'uomo fa esperienza mentale della morte. Ma quello che muore non sei tu, è l'altro. Ma l'esperienza della morte mentale la fai tu, ma non reale, perché è lui che è morto.